sono estremamente felice di essere tornato. E ho parlato di voi a un sacco di gente. Non è importante quello che sei, e stasera Simona ce lo dimostrerà, è importante quello che puoi diventare. E Simona è un supereroe. E io vi ripeto una cosa nella quale credo fortissimamente, che una vera storia è solo una storia vera. Sembra un gioco di parole, ma una vera storia, e oggi il mondo, per me che mi occupo di marketing, mi sta dimostrando quanto le storie siano importanti, ma le storie con la S maiuscola, perché dei prodotti non se ne può più. E io mi sono detto, 1300 ragazzi che hanno storie vere. E la vostra storia è una storia di liberazione, che non sottovaluterei. Io metaforicamente, perché soprattutto i miei figli più piccoli ancora non hanno tutti i riferimenti per comprendere in maniera realistica qualcuna delle vostre storie, le ho trasformate in favole, ma le sto raccontando. Voi avete un talento che tanti uomini su questo mondo, che la maggior parte degli uomini in questo mondo non hanno, che è una storia vera ed una storia intensa. Quindi mi sono fatto un'idea utopica, che è esattamente questa, che tu puoi condizionare il mondo proprio attraverso la posizione che oggi occupi. E vorrei portarvi questa sera proprio un esempio. Quello che accadrà questa sera è una persona che attraverso la sua posizione è stata capace di condizionare il mondo. Voi stasera avete l'opportunità di osservare un'esperienza che, ad esempio, poche settimane fa è stata fatta per il Papa. Simona incarna una persona che attraverso la sua posizione, che partiva da un limite, è stata capace di cambiare un mondo. Secondo me, se voi riusciste a cambiare l'ottica e immaginarvi come un dono per gli altri, e immaginarvi di finire in fretta il percorso perché dovete uscire ed essere aperti come un pacco di Natale, dovreste provare a immaginare di essere un pacco di Natale sotto l'albero di un bambino. E appena uscirete da quel cancello per non tornare più, che la vita vi desideri aprire per capire cosa c'è dentro. Vi ricordate quando arrivano i pacchi sotto, che non vedevi l'ora di? Prova a immaginarti così, perché io ti vedo così. Quindi vorrei che questa sera provaste a osservare Simona e a riflettere se non valga veramente la pena fare della vostra vita un dono per gli altri, oltre che per voi stessi. Buona serata. Io non c'ero una volta, io ci sono adesso. E la
per essere felice. Questo io intanto inizio a gesticolare perché io faccio così. Quindi... Vai Oscar, grande! Ma chi l'ha detto che le mani devono per forza essere in alto? Le mie sono un po' più in basso, poi fanno i piedi, fanno le mani, ogni tanto mi guardano e mi dicono: oh, ma quante cavolo di cose ci vuoi fare? Si può essere felici senza le braccia? Forse fino a qualche mezz'ora fa pensavate di no. Forse ora qualche domanda ve la state facendo. Si può vivere senza le braccia, si può vivere bene e si può prendere quello che gli altri vedono come un limite come il modo in cui io sono, semplicemente. Parlavi dei limiti, mi ricordo una delle prime volte che siamo incontrati e parlavi del limite in quanto limiti piuttosto di colui che osserva, no? Sì, io questo l'ho scoperto quando ero piccolina. Quando proprio sono nata ed ero piccolina e mi dicevano, e l'hanno detto prima di tutto i miei genitori: Simona non potrà camminare. E la mia mamma e il mio papà mi guardavano e dicevano: Simona ha le gambe, perché non potrà camminare? Simona non potrà mangiare, Simona non potrà scrivere, Simona non potrà fare tante cose. Fortunatamente la mia mamma e mio papà non ci hanno creduto, fortunatamente, e hanno lasciato che tutti quelli che erano limiti rimanessero in chi ce lo diceva. Quando andavo nella mia scuola di danza e tutte le bambine della mia età volevano diventare ballerine, io dicevo: voglio fare la ballerina. Mi guardavano come per dire: povera bambina. Ma sti genitori che le dicono che può diventare una ballerina, in realtà non me lo dicevano, ma che mi mandavano a danza, mi hanno amata, hanno creduto in me, mi hanno accolta esattamente così com'ero. E questo mi ha aiutato a sentire che Simona era stata disegnata così, e con quello che avevo e con quello che avevamo dovevamo vivere la nostra vita. Perché eri andato? Tante persone. Per il Papa, 2. Per il Papa. E non l'abbiamo fatto per dimostrare qualcosa agli altri. Abbiamo fatto semplicemente per mostrare che anche noi c'eravamo, che anche noi ci siamo, che potevamo fare quello che desideravamo, esattamente come tutti gli altri. Nel momento in cui ti nasce una bambina che non ha le braccia, puoi pensare che non hai proprio niente per essere felice. E invece abbiamo scoperto una vita. Secondo libro, si intitola Dopo di te. E il periodo più difficile l'ho raccontato proprio qua, in questo libro. Perché la mia mamma si è ammalata ormai un paio di anni fa, e da lì la mia vita è iniziato a
a cambiare, che la mia mamma era anche un po' le mie braccia, anche se io faccio tante cose da sola, però era le mie braccia in tanti sensi. E io qua racconto questo periodo che l'ho chiamato Dopo di te, perché è un dopo di lei. E l'ho voluto raccontare perché era l'unico modo per passare attraverso. Dovevo attraversare quel dolore. Ho capito che se dentro quel dolore tu non ci passi fino in fondo, non ne uscirai mai. La mia mamma mi ha chiesto, anche il giorno in cui lei è stata operata, di non stare con lei, di andare a danzare, perché lei non ha voluto che io stessi con lei, perché voleva dire che vinceva la malattia, vinceva qualcun altro e non noi, dopo aver lottato tanto. Perché questo sorriso che voi vedete ma che è mio e lo porto con orgoglio, è quello che mi permette, quando incontro qualcuno che mi guarda e mi dice, senza le parole, con lo sguardo che fa ancora più male, poverina, io gli sorrido, perché non sono poverina e glielo dimostro. Non è retorica, la vita è una danza che dopo aver ballato tanto, finito parlato, sento fragile, anche se non vorrei mai scendere dal palco. Devo farlo. Quando viene quel momento mi inchino a ringraziare quanti mi hanno dedicato tempo e cuore e vedo i miei piedi. Allora comincio a immaginare un nuovo sogno.